buonasera a tutti, cerco di essere molto rapido perché l'ora è tarda e a noi interessa anche molto poi sentire quelle che saranno le vostre istanze. Prima che andate via, vedo che qualcuno inizia da via perché appunto è tardi, fermatevi almeno a firmare la petizione che poi depositeremo nei luoghi opportuni, in regione e in altri luoghi opportuni. Vi lasciate giù la moneta adesso. Ringrazio chi ha organizzato questa serata, ringrazio anche voi per essere qui, riallacciandomi a quanto appena detto il dottor Gordiano. Un grande passo che possiamo avere noi tutti è quello dell'informazione e il risveglio dell'opinione pubblica. Risvegliando le nostre coscienze potremmo anche magari far risvegliare la politica che, come vi dirò fra poco, sta dormendo su questa questione. È una cosa molto grave, è alquanto criminale, oserei dire. Io per esempio provengo da un comune che rispetto a quella mappa che abbiamo visto prima con quelle gocce è appena fuori. Nel mio comune se io parlo di FAS non si sa neanche di cosa stiamo parlando, e questo lo ritengo molto grave perché non c'è informazione. E io credo che da parte per esempio di un presidente di regione, ma anche di altri rappresentanti delle istituzioni ad alti livelli, ci dovrebbe essere il grande impegno nel diffondere l'informazione su questioni così gravi. Vi ricordo che se dimensioniamo questo problema ricopriamo circa un quarto del territorio regionale, 400.000 abitanti circa dato aggiornato, ho visto di recente tra l'altro più di 350.000, 5 URSS, 4 province e insomma la questione è molto grave. Io sono membro della Commissione Ambiente, sono del Movimento 5 Stelle, sono in minoranza e appartengo alla Commissione Ambiente. Quello che sto osservando in quella commissione, dove questo problema, a mio avviso, dovrebbe essere il problema. Tante altre cose, come la legge su normale l'attività di culto, per la Commissione Ambiente dovrebbe essere in secondo piano, quando invece questo si dovrà configurare come il problema. C'è gente che sta morendo, tanta gente sta morendo questo problema, ma io vedo che non ci sono operazioni sul tavolo, né a livello nazionale. Di recente, a fine novembre e primi di dicembre, un dirigente del Ministero dell'Ambiente della struttura salvaguardia territorio non ha neanche menzionato questo luogo come momento da bonificare, luogo dove è importante per la salute dei cittadini procedere con delle bonifiche, quindi stanziare impegni economici. Questa è una cosa molto grave e partiranno delle azioni pesanti per far ricordare che Verona, Vicenza e Padova sono in Italia e quindi non ci sono solo altri luoghi in cui far cadere dei finanziamenti per bonificare. Invece a livello regionale, io che ci sono dentro e come pubblico ispettore avrei diritto ad avere dei dati, delle informazioni, molto spesso mi vedo negate queste informazioni. Poi vi spiegherò velocemente quelle che sono state delle azioni. Inoltre, il 17 dicembre a Colonia Veneta i comitati che da tempo si stanno occupando di questa questione hanno invitato a presenziare a un dibattito pubblico tutte le forze politiche presenti in regioni, soprattutto chi in regione ha un peso specifico maggiore e siede da più tempo. Purtroppo a quella serata c'ero solamente io e c'era anche una rappresentante della lista Moretti, residente a Lonigo, quindi territorialmente colpita dalla situazione. Questo secondo me è un atto molto grave di responsabilità di chi non si è presentato. Un altro aneddoto in Commissione Ambiente, sul problema che si è verificato, che c'è ancora, comunque che c'è stato il picco nei giorni scorsi legato all'inquinamento atmosferico. Adesso sono tutti rilassati perché è piovuto, quindi il problema non sussiste più, non bisogna più preoccuparsi della questione inquinamento, e se io oso tirar fuori delle questioni in questo senso passo per il solito ambientalista che deve tornare a vivere nelle caverne, come mi hanno appena additato ieri in consiglio. Un'altra cosa, un altro momento in cui io mi sto confrontando, è vero che anche questa regione purtroppo nelle azioni che sta facendo sta favorendo le aziende che continuano a inquinare. Le favorisce per esempio quando ci è stato chiesto, ovviamente non hanno ottenuto il voto del mio gruppo politico, di andare a modificare il piano di tutela delle acque prorogando la data entro cui le aziende che inquinano e scaricano inquinando
sostanze inquinanti dal 2015 al 2018. Questa non è un'azione che mira alla tutela della risorsa bene comune, quella che è l'acqua. Inoltre poi insomma ci sono state anche relazioni che ci sono arrivate da enti pubblici, enti regionali come l'ARPAB, che ci testimonia che ad esempio la barriera della Miteni non funziona, e non ho visto un grande sforzo da parte dell'ente regionale nel insomma, quantomeno interessarsi alla vicenda, dire perché non funziona, perché non hai attuato in maniera efficace quello che dovevi fare per garantire la salute dei cittadini. Abbiamo visto l'articolo prima, oltre a non funzionare, quindi a non filtrare le sostanze PFAS, è dimostrato che nelle acque a valle di questa azienda, come dice ARPAV, sono stati elevati altri inquinanti ancora molto più pericolosi, come composti al cloro e la trielina e altri derivati del benzene, che sono molto, molto pericolosi. Questo cos'è che fa? Beh, insomma, in caso americano potrebbe essere replicato anche da noi, in caso della DuPont, se ne fosse la volontà. Questo cos'è che comporta? Comporta delle ricadute però poi enormi sui cittadini e sui sindaci di piccoli comuni, che devono intervenire direttamente. Quindi, come è stato fatto a Montecchio Maggiore, qui abbiamo la consigliera Guassarego, ecco che attraverso delle interrogazioni o comunque degli altri atti si deve intervenire a chiudere i pozzi, si deve intervenire spendendo quattrini per portare l'acquedotto dove l'acquedotto non c'è. E questo poi appunto ricade sui comuni e sui cittadini, che pagano 2 volte, come diceva l'avvocato Portolotto prima, ma purtroppo pagano anche una terza volta, perché pagano anche in salute, e questo molto spesso non rientra a bilancio nei bilanci regionali. Ecco, come Movimento 5 Stelle siamo stati sempre vicini a questa questione fin dall'inizio. Io sono consigliere regionale, ce ne siamo occupati anche prima delle elezioni regionali, quindi non è stato utilizzato come un pretesto. Però adesso vi leggo alcuni passaggi su cui ci siamo impegnati. Un esposto a marzo 2015 alle procure di Verona, Vicenza e Padova contro i responsabili dell'inquinamento. Non abbiamo ricevuto risposta. È quasi pronto tra l'altro il secondo esposto, dopo l'interessamento del nostro senatore Enrico Cappelletti Vicentino, che ha fatto gli accessi dati nel comune di Trissino per danno ambientale all'opera dell'azienda Miteni in questo caso. Poi ci sono state, come ho detto prima, le interrogazioni e le mozioni che hanno obbligato i comuni di Montecchio Maggiore e Sarego, vi cito i comuni dove siamo presenti, ma poi anche altri comuni, a chiudere i pozzi privati che, come è dimostrato poi dall'accesso agli atti che ho fatto successivamente, sono inquinati e contengono altamente sostanze PFAS, e hanno spinto anche a produrre un'ordinanza regionale per la chiusura dei pozzi. Poi io, poco tempo fa, ormai qualche mese fa, ho chiesto che mi venissero forniti dei dati. Ho fatto questo accesso agli atti sui campioni vegetali che sono state analizzate dalle 5 RUS coinvolte, e è stato riscontrato che al di là dei dati che ci ha spiegato prima la dottoressa Alexis, dove in alcuni contesti abbiamo dei picchi enormi, anche 57 microgrammi per litro su alcuni alimenti vegetali, ortaggi, uova e anche animali, praticamente cosa emerge? Emerge che nonostante vengano investite parecchi sforzi economici nell'acquisto di questi filtri a carbone, gli stessi non funzionano, perché anche, poi se volete le lascio qui sul tavolo, ci potete dare un'occhiata, anche in rilievi di animali o vegetali che si sono nutriti di acqua proveniente da acquedotto, sono presenti in maniera rilevante FAS. Poi c'è la questione che secondo me è ancora più allarmante dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità che in un primo momento dichiara che i FAS possono produrre tumori, possono causare tumori, scusate. E poi cosa fa? In combutta con la Regione del Veneto triplica i limiti per alcuni composti a 4 atomi, che fatalità sono anche prodotti da alcune aziende e anche dall'azienda che è stata citata più volte.
li triplica e non dice che sono difficilmente filtrabili. Neanche i filtri che sono stati installati precedentemente li filtrano, quindi bisogna spendere ancora più soldi per filtrare anche queste sostanze di FAS a catena più corta, in poche parole. Quindi noi come Movimento 5 Stelle abbiamo prodotto uno sforzo, lo dico chiaramente, per appoggiare un ricorso che parte dalla medicina democratica e va contro appunto questo innalzamento dei limiti, va contro l'Istituto Superiore di Sanità e contro Regione Veneto, che ripeto per questa azione io definirei essere criminale, e il ricorso viene fatto al capo dello Stato. Successivamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo appoggiato, pagando, ripeto, con le nostre decurtazioni dei stipendi di noi consiglieri regionali e anche dei parlamentari, senatori e deputati, abbiamo pagato un ricorso al TAR, contro quella delibera regionale che ha accolto l'innalzamento dei limiti. Questo l'abbiamo fatto di recente, ce l'ha illustrato prima l'avvocato Bortolotto. Successivamente partirà anche un esposto contro la Miteni e mi auguro che da quell'esposto non emergano interessi diversi, insomma, o altre tipologie di interessi. Noi lo facciamo perché, vado a chiudere, noi lo facciamo perché intanto nel nostro simbolino l'acqua rappresenta una delle stelle, e rappresenta il rispetto dell'ambiente, rappresenta un bene comune, rappresenta un bene un estremo bene vitale. Io giro parecchio per il Veneto, sono consigliere regionale, anche oggi sono stato in 3-4 province e ovunque vada c'è l'acqua inquinata dal FAS, inquinata dal mercurio nel Trevigiano, inquinata da altre sostanze. Dove non è inquinata viene sfruttata per fare energia, viene utilizzata come momento di generazione di biodiversità, ma l'acqua, in barba anche a un referendum che la gli doveva ridare il giusto peso, viene o rovinata o sfruttata. Anche in barba a una legge, la legge 68 che abbiamo visto prima, che è quella dei diritti ambientali, che dovrebbe attuare il principio di chi inquina paga, un principio che arriva dall'Unione Europea. Quindi il nostro impegno attraverso la produzione di questi documenti e aver portato avanti le cause che vi ho elencato, che ci hanno presentato prima i relatori che mi hanno preceduto, dico, deve esserci un grande impegno per tornare a attribuire all'acqua il valore che ha. Ci deve essere una grande volontà però da parte degli enti che ci governano per trovare il coraggio di dire no, basta, tu non devi più inquinare, tu devi pagare per quello che hai prodotto a discapito dei cittadini. E dobbiamo anche avere il coraggio, le istituzioni dovranno avere il coraggio di dire ai cittadini che acqua stanno bevendo e di eseguire uno sforzo enorme nel produrre indagini epidemiologiche che dicano state morendo, attenzione, insomma, non nascondiamo la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi. Grazie.